Gue, bentornato, letteralmente bentornato, siamo molto contenti del tuo arrivo con questa madreperla. Un disco, già dal primo ascolto incredibilmente Gue, si sente che su certe cose ci stai da Dio, sei proprio a casa tua, cazzo, anche sulle produzioni di bassi. Arriveremo a parlarne perché dentro c'è tanta roba, le reference sono immense, infinite, meriterebbero un sacco di ascolti. Siamo nel 2023, abbiamo appena iniziato e tu l'hai aperto col botto, l'hai aperto per tutti, un sacco di anni sulla scena, tornare su questa cosa ancora una volta, un anno dopo, come ti ci trovi? La senti ancora a casa tua? Sì, per me l'importante è tornare dando ai tuoi fan e a chi, no, la tua formula, però un po' rinnovata, no? Quindi cioè, per me è stato perfetto adesso fare questo album perché comunque è un album particolare, come dici tu, pieno di reference, pieno di suoni hip hop che si capisce che è fatto da gente che è super appassionata di sta cosa, però anche professionisti, quindi è fatto in modo poi che tutti ne possano gioire, non è che è un side project che dice che è un side project underground, che comprano solo 2000 pazzi del vinile, è una cosa che poi va che diciamo che, se posso dire senza farsi modestia, è quello che sono sempre riuscito a fare nella mia carriera, cioè rimanere hip hop ma mettendo un piede nel mainstream, ecco. Racconti tanto di te stesso in questo disco, non solo con i testi, perché parlavamo delle reference, della tua collaborazione con Bassi Maestro, la tua storia, il tuo percorso arriva anche da lì, dai suoni. Ci sono gli anni 90, ci sono un certo tipo di selezione di riferimenti, dalla musica italiana alla dancehall, se vogliamo, in alcuni passaggi, no? Dici molto bene, perché la cosa bella è che secondo me attraverso Bassi riesco a parlare di me anche con la musica, e questo è molto bello quello che dici, perché secondo me in questi tempi è molto, almeno per me è importante far capire questo, capisci? Di non essere un rapper, un hitmaker o uno come tanti altri, ma veramente un appassionato e un cultore, e perché di cultura si parla, perché comunque come a uno piace, come a me stesso, a uno piace il cinema, l'arte moderna, l'hip hop è un bagaglio culturale immenso, che Bassi ha molto più di me a livello di digging così, e ci siamo trovati ed è stato molto bello, come dici tu, parlare, anche perché tu attraverso le basi, attraverso quello che fai, fai capire, dici ma questo però cita il dancehall, vuol dire che sei una persona che è un cultore della musica. Tu dirai, vabbè, ad alcuni sti cazzi è importante vendere dischi. Secondo me no, è importante far vedere da dove vieni e quante ne sai e che cosa ti porti dietro, no? E soprattutto appunto la storia del percorso che hai, l'hip hop, lo hai detto, è una cultura, è la cultura che permette di fare questo, c'è il campione che lo consente, sono proprio citazioni, ed è una delle basi di questa cosa, che tra l'altro è una cultura che compie 50 anni, quindi siamo anche adulti, no? Bravo, questo dici molto bene, perché la gente poi dice, cioè, ormai raga, qua si parla di appunto, adesso faranno questa festa, anche visto che c'è di mezzo Nas, comunque questo hip hop 50, si parla di 50 anni, quindi ce n'è da sapere, ecco. Tra l'altro l'hip hop è diventato adulto, abbiamo 50 anni come cultura, finalmente anche in Italia, e forse la tua è la prima generazione in cui anche i rapper diventano adulti, e non solo da un punto di vista dell'età, ma poi anche della narrazione, del modo di raccontare. Tu ti trovi cambiato in questi anni, e quanto ha influenzato quello che ti è successo nella vita? Perché c'è sempre la traccia un po' conscious che tu metti, ci sono i tuoi riferimenti, c'è tuo padre, c'è tua figlia. Quanto ti senti adulto, appunto? A me interessa quello che dici tu assolutamente, ma nello stesso tempo a livello lirico cioè, poi non lo so cosa potrà succedere, ma non voglio asservirmi a un certo tipo di cosa. Quindi per me è proprio da una parte io mi sento di non cambiare mai, cioè voglio rimanere, voglio servire questa musica nel modo in cui io lo sento di farlo, quindi di rimanere esplicito, di usare le figure retoriche, di non arrivare a fare un testo per farmi apprezzare da dei subumani, o fare della musica che piace all'italiano, che poi piace, grazie a Dio, anche quello che faccio, ma mi interessa
crescere, come dici tu, ma nello stesso tempo anche rimanere real, cioè il mio concetto di realness, che è quello di fare rap. Ecco, come dicevo prima, magari non faccio sempre questo salto nel pop che fanno altri perché probabilmente non sono capace, però a fare quello che faccio sono molto capace. Quindi mi sento confident, mi sento sicuro di me stesso. Lo dicevamo, si sente che sei a casa tua in questo, tra l'altro sei anche esplicito, no? Nel dire che non vai dietro a queste cose, che non sei per il politicamente, cioè non tanto per il politicamente corretto quanto per il paraculo, certo. No? Lo dice esplicitamente. È il bello di fare questa musica, capito? Certo. Cioè anche la cosa che più mi piace è di aver fatto di questa cosa la mia professione, senza dover avere le paranoie che hanno gli altri artisti, cioè dover dire questo, di finire in una bufera. A me non me ne frega niente. Io domani posso fare un pezzo con Albano e può venire fuori che faccio una figura di merda nella mia vita privata e non cambia niente, perché spacchi a fare quello che fai, capisci? Sì. Sei un artista che per andare al festival di Canale 5 che hai bisogno di dire ah sì ragazzi, però mi raccomando, trattate bene gli animali, ecco, diciamo. Ah sì, il cambiamento, cioè sono cose che secondo me devono fare altri, ecco. Ancora una volta Madreperla quindi racconta Gue per quello che Gue è, arriviamo in fondo come al solito, facciamo un passo fuori, abbiamo detto tante reference, cosa è entrato nel periodo di costruzione di questo disco, dei tuoi ascolti musicali, magari anche fuori dall'hip hop, e c'è qualcosa che consiglieresti fuori dall'hip hop in questo periodo che ti stai un po' ascoltando? Ma guarda, io ho degli ascolti molto, molto particolari. Diciamo che senza essere un buon, io non ascolto in macchina molto di quello che va oltre il 2007, nonostante, cioè è strano perché mi ha permesso di rimanere attuale il fatto di aver anticipato spesso le tendenze, di sentire tutto, no? Però ecco, adesso il bello che dice va bene, finalmente posso sbattermene di certe cose, quindi certe cose che mi fanno schifo, non devo inseguirle, non devo ricrearle, non devo neanche ascoltarle. Quindi io, se sali in macchina, da me c'è un sacco di dancehall, di musica che piace a me, che piace. Si sente, comunque hai detto bene, è un periodo in cui si può fare perché ci sono tante realtà che lo hanno, Griselde, tanti che hanno aperto la strada. Sì, certo. Beh, quello assolutamente, infatti il fatto di aver fatto questo featuring era perché è un collettivo più interessante, no? Perché è un collettivo che fa della musica super ruvida, però con talento, e in più però allo stesso tempo vanno alle sfilate, sono con Jay-Z, cioè è un gruppo particolare che incarna bene i tempi, capito? Cioè non sono, perché all'epoca c'erano i backpacker, cioè quelli che facevano strap con lo zainetto sfigati, questi sono dei fighi, capito? Perfetto, grazie mille, buon viaggio per Madreperla e per tutto quello che verrà, e alla prossima. Grazie a voi.